Appena mi saranno forniti appunto i dati di questi ragazzi che risiedono nel mio comune sarà mia intenzione appunto incontrare loro e le loro famiglie. Non tutti i ragazzi erano di Carbonera, qualcuno appunto proveniva anche da fuori comune. 3 ragazzini, i 2 portati in ospedale e quello scappato sono di Breda di Piave, i 2 fermati con il coltello invece di Carbonera. Una vicenda inquietante che deve far riflettere, spiega il sindaco. I tempi sono cambiati perché sì, partire già da casa con un coltello non va bene e quindi bisogna capire qual è la dinamica esatta che spinge un ragazzo di 16 anni che deve trovarsi la sera con i propri coetanei appunto ad avere un coltello in tasca e a difendersi forse o aggredire qualcun altro della sua stessa età. Le indagini dei carabinieri che stanno ora raccogliendo gli elementi e le testimonianze. C'è una collaborazione anche per la visione appunto delle telecamere, visto che comunque la zona è in qualche modo videosorvegliata e poi capiremo meglio la dinamica. Immagini che saranno visionate dai militari per ricostruire questa violenta rissa. Questa è una zona tranquilla, ha spiegato il sindaco. Mai mi sarei aspettata una cosa tanto grave. Possiamo sicuramente farci molte domande, cercare di capire cosa si può fare di più per i ragazzi, ecco, però comunque rimane lo sgomento, ecco.